Olivo Comelli con noi, segretario regionale del SAP. Abbiamo sentito insomma diversi servizi in merito ai clandestini, ma la situazione reale per quanto riguarda le forze dell'ordine che un domani devono bloccare e controllare i confini, qual è? Ma noi, come l'ho scritto nei comunicati degli scorsi giorni, come lo stiamo dicendo ormai da maggio, quando è iniziata la prima emergenza clandestini dal Tarvisiano, noi siamo all'osso. Gli organici di tutti gli uffici sono risicati. Solo io faccio i numeri Certo. per comprenderci. Possiamo dire che avete le fionde in mano, dai, Beh, fuori dai denti. ecco, più o meno, Questa è la realtà. più o meno è così. In Italia oggi fra polizia e carabinieri mancano 40.000 operatori e la proiezione è che nel 2019 è che è dietro l'angolo, se il turnover resterà quello che è previsto oggi dalla normativa al 55%, mancheranno 40.000 operatori. Quindi Senta Comelli, non è che dopo diciamo così, l'abrogazione dei decreti di Schengen, anzi l'applicazione dei decreti di Schengen, prima con l'Austria e la Slovenia successivamente, abbiamo abbandonato tutto a se stesso senza fare i calcoli giusti? Ma no, i controlli al confine continuano perché l'apparato continua e i controlli ci sono in tutta la zona confinaria cividalese, tarvisiano. Il problema è questo: secondo me oggi parlare di chiudere i confini in Italia è troppo tardi. Noi l'avevamo detto... Ma i buoi sono scappati. Ecco, perché chiudiamo le stalle quando i buoi sono già scappati. Noi l'abbiamo detto in maggio, l'Italia doveva dare un segnale politico all'Europa e quindi bisognava chiudere i confini, quindi si sarebbe sparsa la voce che qui non è più il paese del Bengodi. Bene, ma di Machiavelli sì. Grazie a Olivo Comelli, segretario del SAP del Friuli Venezia Giulia, linea Pordenone direttore. Grazie Omar Costantini. Raffaele Padrone, UGL Polizia, la vedevo un po' contrariata, vuole rispondere direttamente al suo collega del sindacato? Ma più che contrariato è che dal 2009 da questi teleschermi con il direttore stiamo dicendo le stesse cose, peraltro corrette quelle che dice, ma le diciamo noi dal 2009 e quindi arriviamo sempre primi. Dice che se lui si sintonizzava canale 15 e 76 se era il Veneto, avrebbe visto Padrone che diceva queste cose, scriveva sul giornale, caro Comelli. Esatto, il più, visto che loro si sono anche tolti da un cartello unitario e quando c'è da fare queste lotte bisogna stare uniti, signori, fate 2 più 2 fa 4, non fa 5. Caliamoci invece nella realtà provinciale, ormai la notizia insomma, del mese è la chiusura della prefettura. Cosa comporterà secondo lei, Padrone, in termini soprattutto anche di sicurezza? Il problema è togliere la prefettura, anche questo già prospettato purtroppo in queste famose chiusure, c'erano anche queste istituzionali, che è veramente un scempio alle istituzioni, perché togliere la prefettura non significa solo che questi lavoratori, perché lì ci sono impiegati civili, ci sono anche poliziotti, i poliziotti verranno assorbiti chiaramente da questo di Pordenone, ma i civili devono farsi 30-40 km magari per arrivare a Udine. Non è questo il problema. Si è parlato anche di declassamento il problema della è il problema che diventerà un declassamento. Questa è la questione di Pordenone, perderà sicuramente degli uomini, già tanto che da qua a 5 anni, come abbiamo detto tanto tempo fa, ne mancheranno altri 100 sui 63 che vengono già a mancare, quindi veramente è predisposto a essere un commissariato. Cosa significa? Significa togliere dei servizi al cittadino, capisci qual è il problema? Perché alcuni uffici verranno dati in mano alla questura che ne dirige il commissariato e così per la prefettura. Alcuni documenti non saranno più presentati alla prefettura, ma bisognerà cominciare a prendere il treno, la corriera o la macchina e andare a Udine. Questo è il vero problema, non solo i 30 km che devono fare i dipendenti. Allora noi manifesteremo davanti alla prefettura di Pordenone insieme a un'altra categoria dell'UGL Intesa per dimostrare, per dire quella verità. Bene, grazie Raffaele Padrone, UGL Polizia. Grazie.